Abbiamo ottenuto il rimborso integrale per un totale di 1,2 milioni di euro, comprensivo di interessi e sanzioni, delle imposte evase da una società trevigiana. Si tratta di una società trevigiana di consulenza informatica che tra il 2015 e il 2018 ha contabilizzato fatture per operazioni inesistenti per 1,5 milioni di euro. Le Fiamme Gialle avevano rintracciato alle isole Bahamas parte dei proventi dell'evasione fiscale, indagine che aveva portato alla luce come l'impresa trevigiana avesse contabilizzato fatture emesse da una società maltese regolate su un conto corrente in Repubblica Ceca. Da qui i nostri sospetti, che ci hanno poi portato a scoprire come i bonifici dalla Repubblica Ceca erano stati dirottati dapprima negli Emirati Arabi presso una fiduciaria con sede a Dubai e successivamente erano finiti in 2 conti correnti cifrati con sede nelle Bahamas, intestati proprio ai 2 soci dell'impresa. Segnalati alla Procura della Repubblica, i 2 soci erano stati sequestrati oltre 280.000 euro, quota pari al provento del riciclaggio. Al momento, nonostante la restituzione della somma di denaro evasa, i 2 restano indagati. Restano sottoposti a indagini per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio.